Buongiorno a tutti, benvenuti al Calcio sui Maccheroni. Ciao Giampaolo. Ciao Giulio, che buongiorno oggi c'è a tutti. tanto da dire perché è stato un fine settimana abbastanza burrascoso in casa Mantova, ma sembra che sia stata presa una decisione condivisa da tanti, condivisa anche da tantissimi tifosi. È stata una scelta coraggiosa da parte del Mantova e da parte anche del protagonista di questa situazione che è Roberto Boninsegna. Insomma, si magari la riapre gente ancora mangia la pasta asciutta e noi mettiamo tanta carne al fuoco. Esatto. Allora, se volete intervenire, visto che poi tra l'altro ieri che abbiamo dato poi la notizia in tempo reale dell'arrivo di Boninsegna con le prime dichiarazioni proprio al Calcio sui Maccheroni, abbiamo avuto qualche difficoltà anche a sentire i pareri da casa, insomma, quindi adesso se volete intervenire il numero di telefono lo 03 7625 4320. Ovviamente la notizia principale è il ritorno di Roberto Boninsegna al Mantova, questo lo titola La Voce ovviamente in prima. Il Mantova ricomincia con Bobo e Frutti, nuovo direttore tecnico, allenatore nel team biancorosso, con la foto con il direttore generale Fincatti e il team manager Marocchi ieri al Martelli. È notato un Bobo in grande forma, l'abbiamo visto grintoso, l'abbiamo visto pieno di entusiasmo, insomma non è certo cosa da poco con tutto quello che ha vinto nella sua carriera. Credo che ti debba almeno un caffè, dato se è vero che l'idea ai dirigenti biancorossi è venuta vedendo le nostre trasmissioni, il nostro Amarcord 10 anni fa a Piazza Pallone, credo che almeno il Bobo ti debba un caffè. Poi tra l'altro insomma è stato anche confermato che insomma, il Mantova l'ha visto su Telemantova, ecco, questo lo ha detto ieri, non ho fatto in tempo a vederlo dal vivo, quindi l'ho sempre però visto alla domenica sera. Credo ci sia già una telefonata, adesso chiedo in regia se mi fanno un cenno. È così? Pronto? Pronto? Sì, eccoci. Buongiorno. Ciao. Io chiamo da Hollywood, alias Lunetta. Sì. A parte le battute. Sì. Io vedo questa società che continua a fare degli errori ancora. Sì. Io non ho niente contro Frutti, per carità, però lì ci vuole un panchina, un professionista con i controbulloni quadrati, che li faccia tirar fuori anche questi giocatori senza cuore. Devono prendere esempio da Spinale, da Bellodi, da Ciccio Graziani. Quelli sanno come si porta la maglia del Mantova a pelle. Ho capito, sì, no, certo. L'ultima cosa, sì. Vorrei dire a Grossi, sì. che è qua. lo ammiro perché fa sempre delle disamine interessanti. È un particolare da niente perché i punti se li sono portati via loro, però Borgo Buggiano in provincia di Pistoia, non di Siena, sto lì. Attenzione. Verissimo. Attenzione. È attaccata a Montecatini, ha perfettamente ragione. Invece andremo fra 2 settimane in provincia di Siena a Poggibonsi. Dico Io bene? lo so perché sono sempre là. Dico bene? Spesso. Bellissime terre, tra l'altro. È un dettaglio che non conta perché i 3 punti se li sono presi loro, purtroppo. Ha perfettamente ragione. Andremo in provincia di Siena invece a Poggibonsi, è vero? Sì, Benissimo. sì, quello sì. Benissimo, ho fatto un po' di confusione geografica. Niente allora male. Questa volta nelle pagelle mi do 4 io in geografia. Ripeto, i punti che contano non li abbiamo. Sì, esatto. Speriamo bene. Grazie ancora. Grazie. Sono finito io dietro la lavagna questa volta. No, dicevo che sì, il tifoso ha detto riguardo a Frutti, certo è che comunque la decisione è il pacchetto globale. Sì, Frutti ha la funzione di allenatore in prima, però nel risollevare la squadra c'è la figura di Boninsegna, quella di Benevelli, è praticamente uno staff insieme che andrà in teoria a gestire poi il Mantova da qui fino alla fine del campionato, insomma è questo quello. Aspetta che però mi sa che c'è un'altra telefonata, esatto. Pronto? Pronto? Sì, sono in diretta, eccoci qua. Pronto Giovannone, allora ciao Alberto. Partiamo subito in gran carriera, lì entusiasmo, lì il tuo amico lì deve stare buono e dire com'è la squadra sta, vedrai che riprenderà, poi sai è arrivato Sauro e chissà che con Sauro il Mantova non dia dei buoni frutti, quelli dici della battuta fredda, non te l'aspettavi così? No, non me l'aspettavo.
Beh, sei contento di questa scelta? Ma sì, io sono contento, sai, io mi ricordo ancora Frutti, Tedoldi, tutti quei giocatori lì, per cui sono un po' legato a questa serie di giovani, li richiamo sempre giovani giocatori, attaccanti del Mantova, insomma. E su Boninsegna? Buoninsegna, Bonimba, Buoninsegna è dell'Inter, non cominciate a dire che è della Juve, Buoninsegna è solo interista, parliamoci chiaro, non cominciate a dire l'ex juventino, è un bravo ragazzo, Buoninsegna, e quando gli dai la mano ti resta intatta, non è come gli juventini che non sai mai se ti rubano un dito o meno, basta vedere cosa hanno combinato qui con quegli arbitri lì, vergognoso, vergogna. Tanto qua sono tutti biancorossi, qua sono tutti biancorossi, meno male che non ci sia uno di quelli bianconeri che... ci saranno tanti comunque juventini in onda, occhio, porta occhio via Alberto. tutto, Ciao Alberto, grazie. Auguri, ciao. No, dicevamo appunto il discorso che il pacchetto è unico, cioè Benevelli, Frutti, Boninsegna, insomma. Puoi sapere cosa ne penso. Esatto. Ma intanto io non posso smentire quello che ho detto lunedì sera durante Piazza Pallone in diretta, e cioè, non è che posso dire una cosa diversa da quella che ho detto lunedì, ma lo ricordo per quelli che non mi hanno sentito. Mi venne chiesto un parere sulle vecchie glorie biancorosse. Io dissi che 4 di quei 5 nomi, e mi riferivo ovviamente a Tomeazzi, a Giagnoni, a Micheli e ad un altro che non ricordo, erano ormai nella loro dorata pensione. C'era un quinto che era Boninsegna, che ha sempre voglia di mettersi in gioco, e quindi io dicevo che le minestre riscaldate secondo me non funzionavano. Però è anche vero che non è il Boninsegna di 10 anni fa che portò Caridi, Volpe e Notari. È un Boninsegna che è sempre grande appassionato di calcio, però si è un attimo defilato, è un po' fuori dai giochi, tant'è vero che dice che il Mantova lo ha visto all'opera su Telemantova, non così tante volte direttamente allo stadio. Quindi anche se anche fosse vero che la scelta dei dirigenti è maturata proprio lunedì sera durante... Ti devo fermare perché c'è una chiamata, diamo sempre precedenza alle chiamate. Prego. Pronto? No, niente chiamate, dicevi. Dicevo che anche fosse vero che i dirigenti ringrazio i celli della regia che sono abbastanza... hanno scelto Boninsegna, quindi lunedì sera su nostro, tra virgolette, suggerimento, non può certo dirsi una scelta programmata, quindi è normale che in questo momento il Bobo dovrà soprattutto fare affidamento su quelle che sono le indicazioni tecniche di Frutti e di Benevelli. Si lavora in equipe, come hai detto giustamente tu, è la squadra che dovrebbe fare in questo momento le fortune del Mantova. Quello che così suona un po' particolare, al di là del fatto che da questa decisione il Mantova evidentemente non ha dovuto rimetterci dal punto di vista economico, è che il primo allenatore sia il secondo di Graziani, Frutti, il secondo anche del trionfale campionato dello scorso anno, e il secondo sia Benevelli, che al di là del fatto che fosse stato etichettato così da Valigi quando arrivò Claudio sulla panchina biancorossa come il secondo componente di una coppia di fatto, perché pareva fossero inscindibili, evidentemente ha trovato la forza per scindersi da Valigi, e quindi alla fine insomma sono rimasti le due parti che sembrerebbero meno importanti delle coppie Graziani-Frutti e Valigi-Benevelli. Due secondi, ecco, in questo senso. Beh, io sono invece, se devo dire io sono contento di questa decisione, perché in una situazione così difficile, visto il campionato, prendere a questo punto del campionato una decisione così forte non era certo una cosa facile. No, certo. Insomma, quindi mai la dirigenza avrebbe pensato che Valigi finisse così. Insomma, era un progetto molto più ampio quello di Valigi, che doveva poi portarsi anche la stagione successiva, insomma, quindi non è stato per me facile, e per me questa è una soluzione molto buona. È normale che poi la palla passa al campo, ovviamente. Però come scelta societaria in questo contesto e in così breve tempo, perché poi tutto è nato da Savona, perché se a Savona il Mantova portava a casa i 3 punti, la situazione sarebbe ben diversa. E anche dalla disponibilità di Boninsegna. Esatto, quindi io però su tutti metto il grande coraggio di Roberto Boninsegna, perché mettere la faccia in questa situazione a casa sua, a Mantova, è un gesto straordinario. Cioè io lo considero
una dimostrazione d'affetto nei confronti del Mantova, indifferentemente da come andrà a finire il campionato, notevolissima. Io mai avrei pensato che Boninsegna dicesse di sì. Quindi ora tornano più che mai d'attualità i tuoi Amarcord, anche perché nel 2002 Boninsegna subentrò con la squadra praticamente al quintultimo posto in Serie C2 e la portò ad un buon livello. L'anno successivo poi, se non ricordo male, andò addirittura ai playoff, anche se con Benevelli, da cui appunto Benevelli raccolse il testimone proprio da Boninsegna, andò ai playoff, ma venne sconfitto veramente dall'Alto Adige. questa cosa dell'Amarcord di 10 anni fa è stata veramente curiosa, l'abbiamo tirata fuori come iniziativa, come idea, e sembra che il tempo non sia mai passato. Si sono concatenate le due storie in un momento che veramente ha sorpreso anche il sottoscritto. Che voler insomma, essere Mantova... maliziosi, si potrebbe dire che gira e gira i personaggi sono sempre quelli. certo. Allora, facciamo una cosa, andiamo a vedere come ha titolato appunto La voce di Mantova, ecco, lo vediamo qua. Boninsegna, frutti Benevelli, il Mantova si affida, ecco qua è un commento, all'usato sicuro, questo il titolo, poi adesso andiamo più in là a vederlo. Poi alla fine tutte le dichiarazioni veramente molto positive, anche riecco il Bobo 10 anni dopo, una sfida bella e difficile per amore della mia città. Poi sotto le altre dichiarazioni le vediamo, le leggiamo in questo momento. Bonimba ha carta bianca, questo è il presidente Bompieri, la squadra non ha più scuse. Poi sotto le altre dichiarazioni, Sauro Frutto è felice di dare ancora una mano al Mantova, Giovanni Famà, il vicepresidente, andremo d'accordo, ma Sussani non sembra, ecco, questo è stato detto, anche perché, insomma, diciamolo chiaramente, se non parlava prima, adesso si mette a parlare adesso. Ma da lui si aspettano fatti, non parole. Certo. Poi Alberto Castagnaro, decisione condivisa, tutti i soci bene così. Ecco, poi la dichiarazione la vediamo anche dall'altra parte, quella un po' più amara dell'ex tecnico virgiliano Claudio Valigi. Per me questa è una sconfitta che vale doppio. Poi la dichiarazione immediata del capitano, ma chi deve darsi una mossa siamo noi giocatori. Quindi questo alla fine di tutto quello che si è fatto ieri, il risultato deve venire però alla fine dal campo. Assolutamente, poi si discuterà anche sul modulo di impiego. Io non credo che verrà più riproposta la difesa a 3, abbiamo visto che i due esterni debbono compiere troppa strada e ne va naturalmente il fatturato offensivo, che già è piuttosto povero, quindi credo che si tornerà ad una difesa a 4, si vedrà se giocare con il 4-3-3 o con il 4-4-2, non credo, come dicevo lunedì sera, con il 4-3-1-2, perché di fatto un vero trequartista il Mantova in organico non ce l'ha. Tra l'altro sarà interessante oggi, tra virgolette, non vedo l'ora di andare allo stadio per vedere quali saranno subito le soluzioni, anche perché dal discorso Valigi c'era il Caruso fuori, ad esempio, sì, il Sem Dalla Bona che era stato un po' accantonato, quindi già oggi, visto che domenica ci sarà una partita molto molto difficile contro il Treviso, si vedrà insomma quali sono le prime soluzioni che vorrà optare Sauro Frutti per domenica. Certo è che io ieri ero in campo al Martelli volevano farti giocare al posto di Zaninelli? No, c'era un Caruso che aveva un sorriso stupendo. È una grossa chance, perché domenica contro il Treviso Marco Zaninelli appunto dovrà guardarsi la partita dagli spalti perché è squalificato, e qualora venisse reintegrato Caruso potrebbe dare anche un cambio a Sensi, che mi sembra un pochino appannato. Certo. Allora facciamo così, Giampaolo, andiamo in pubblicità, poi ci vediamo, perché anche la Gazzetta dello Sport ha dato risalto al ritorno di Boninsegna al Mantova. Ci vediamo tra poco. Andiamo subito a vedere, ve l'avevo preannunciato, anche l'interesse nazionale di questa notizia. La vedete, questa è la Gazzetta dello Sport di oggi. Il ritorno di Boninsegna, farà il DT, il direttore tecnico del Mantova. Poi Roberto Boninsegna, 68 anni, era già stato a Mantova da allenatore nel 2002 e direttore dell'area tecnica.
appunto nel 2003-2004. Poi sopra le altre notizie che dà la Gazzetta dello Sport, la San Bonifacese chiama Gobbo. Insomma, come scossa, tanto il pezzo è di Matteo Bursi, che tante volte lo vediamo qui a Piazza Pallone. Insomma, è comunque una notizia di livello nazionale. Insomma, sì, è chiaro che noi abbiamo una concezione di Boninsegna molto più familiare, visto che è molto visibile in città, ma fuori è davvero un mito. È un nome spendibile anche su un giornale autorevole nazionale, il giornale che io ritengo il giornale sportivo che ritengo più autorevole, perché credo che sia Tutto Sport che Corriere dello Sport siano assolutamente due giornali trascurabili. La Gazzetta dello Sport è un po' calata, ciò che ha perso in termini di edizione cartacea lo ha guadagnato con il sito sempre molto puntuale, con tutte le belle uscite che l'accompagnano, però insomma rimane un giornale importante. Il fatto che venga dato risalto al Mantova accostato al ritorno di Roberto Boninsegna dà la possibilità di comparire sulla rosea. Prima accadeva praticamente tutte le settimane quando eravamo in B, c'era il personaggio Lori all'inizio che era ormai diventato un tormentone, poi pian piano l'interesse si è affievolito ed ora speriamo naturalmente di occupare le pagine della Rosea, tornare ad occupare le pagine della Rosea sempre più, certo non per notizie come quella che sta qualche centimetro più su e che parla di una vergognosa aggressione al portiere del Foggia. Si parla sempre di calcio di Serie C, prima divisione, però insomma queste sono pagine che sarebbe meglio evitare. Mi fa piacere invece che i tifosi biancorossi ieri sera si siano radunati, anche se in un numero piuttosto esiguo, soltanto 50, dato che l'interesse è un po' scemato, però i veri tifosi ci sono ancora, si sono radunati ieri sera alla Bocciofila per discutere appunto delle problematiche che riguardano il Mantova e per cercare di capire come possono loro stessi essere utili alla causa. Intanto un aspetto che va sottolineato, e questo naturalmente ci spostiamo alla dirigenza, non l'abbiamo detto, ma biglietti a 3-5 euro per le prossime 2 gare casalinghe, domenica con il Treviso, mercoledì con l'Alessandria, 2 gare nelle quali bisogna fare almeno 4 punti, Giulio. Ah, sicuro, ah, sicuro. Andiamo a vedere anche come ha titolato la prima pagina della Gazzetta, che qua grande risalto alla notizia. Mantova si affida a Boninsegna e sceglie Frutti, valigia esonerato, Benevelli vice allenatore, con la foto dello staff del Mantova al completo. Abbiamo visto, vedete, Famà, Boninsegna, Bompieri e Fincatti. Poi andiamo a vedere all'interno della Gazzetta di Mantova, eccola qua, il titolo, la prima pagina dello sport della Gazzetta, la mia sfida, salvare Mantova, Bobo DT e Frutti allenatore, Boninsegna non avrei accettato altre squadre, sono preoccupato ma la qualità c'è. Poi Bomber leggenda, poi CT azzurro e occhi all'Inter, sotto in virgolettato le sue dichiarazioni: fino a giugno guiderò l'area tecnica, confronto con i mister, non con Sani, non andrò in panchina perché non ho contratto. E poi di fianco le linee guida, ai giocatori chiedo professionalità, dobbiamo ritrovare convinzione morale, rinforzi, col punto di domanda non ci sono disponibilità per farlo. Questa è la dichiarazione. Poi sotto, eccolo qua, l'altro titolo della Gazzetta, sempre con Frutti e Benevelli, trio del destino. Nel 2002 il Bobo prese il posto di Sauro e lo cedette nel 2003 a Mirko, quello che hai detto proprio te in precedenza. Sì, mi pare che la notizia più rilevante sia nelle pagine seguenti, perlomeno da cui differisce la voce di Mantova, ed è la richiesta, se è vero, se c'è stata, a Bellodi di tornare in porta. Lo vediamo lassù in alto a sinistra, e la risposta, sì. Giulio, qual è stata? Allora, vediamo un po'. Aspetta, ho chiesto a Bellodi di tornare in porta, adesso vediamo all'interno. È stata dura fare, ma la verità è che ho staccato la spina più di 2 mesi fa e adesso sarebbe dura rimettermi a posto. Ho 39 anni, senza allenarsi la condizione perde più in fretta, avrei bisogno, insomma. Sì, dice che si servirebbero almeno 20 giorni per tornare in fretta, in forma, chiedo scusa. Credo che non sia tanto il problema dei 20 giorni, credo che ormai quando uno stacca con la testa si sente un ex, subentrano tutte le problematiche del caso, e poi comunque sarebbe
davvero questo sarebbe un ammazzare tra virgolette i due giovani Portesi e Festa, al di là di quanto noi li abbiamo già inceneriti noi con le nostre pagelle, io in particolare, però è chiaro che noi siamo i primi estimatori sia di Portesi che di Festa. Poi Bompieri, la dichiarazione, il Bobo è l'uomo giusto al momento giusto. Tra l'altro, cosa curiosa, torniamo la dichiarazione che ha dato poi ieri noi a caldo il presidente del Mantova dopo la decisione, che ha detto no, questo è l'uomo giusto anche per l'eventuale cordata che entrerà il prossimo anno, l'ha detto in caso ovviamente di salvezza, quindi ha già messo, gli è scappato tra virgolette, sembra che sia proprio una cosa molto così concreta, almeno non solo, mi pare abbia detto Bompieri anche che così la smetteremo noi di dire che non c'è un professionista del calcio nei vertici del la praticità di Bompieri, ma era veramente molto contento di questa decisione il presidente del Mantova, era sorridente ieri, era anche un po' stanco visibilmente, perché insomma tra quello che ha dovuto così passare tra domenica e lunedì, ha detto stanchi noi, figurati loro. No, dicevo appunto di questa cordata. Comunque staremo a vedere, perché lo ripeto agli ascoltatori, adesso il Mantova è in una condizione dove o può finire in D, o può rimanere in seconda divisione, o può farsi la C unica, quindi il futuro è veramente molto molto così, nebuloso e fumoso. Giampaolo, grazie di essere venuto. Grazie a voi, noi ci buona vediamo continuazione di pranzo. Ovviamente stasera col TG Sport e poi domani ancora col calcio sui maccheroni. Ciao.